Questa si chiama intervista imperfetta, quindi io dovrò chiederti, e inizio proprio da questa domanda: qual è l'errore di successo di Gaia Spolverato? Quell'errore che poi l'ha fatta diventare quella che è, giusto per rompere il ghiaccio. Beh, io ho fallito il test ingresso a medicina. Veramente? Sì. La prima volta? Sì, la prima volta, altrimenti starei ancora aspettando di entrare. Sì, io non sono entrata il primo anno. Mi sono diplomata qui a Padova e poi sicuramente ho sottovalutato il test e non sono entrata il primo anno, quindi ho fatto il primo anno a chimica e tecnologia farmaceutica, che è stato comunque un anno estremamente divertente. Io al tempo facevo atletica, è stato un anno bello sicuramente, però è stato un anno di rincorsa e quindi ho avuto la possibilità di studiare e poi prepararmi adeguatamente al test. Però è stato curioso, insomma, ripensandoci e riguardando indietro, è stato un primo no alla carriera, un primo no a questa carriera. E com'è stato vissuto? Beh, malissimo ovviamente. Ah, ecco. L'errore di successo, quello che le viene subito in mente. Beh, la partenza, diciamo che mi sono licenziato da dove lavoravo con un posto fisso buono e ho detto, mi hanno chiesto come mai ti licenzi, perché ho detto mio papà ha 3 campi e vado a piantare fagioli con il fucile. Ecco, sono andato via. Quindi una pazzia nel vero senso della parola. Una pazzia, esatto, proprio una pazzia. Che però ha costruito poi tutto questo. Sì, diciamo che pian pianino, dalle piccole cose, adesso stiamo lavorando anche con multinazionali in pratica, ecco. Che cifra è arrivata di fatturato? Credo che quest'anno siamo sui 13 milioni. Partendo da? Partendo da 30.000 lire. Cioè, no, quando siamo partiti, io e la moglie, non avevamo neanche i soldi per cambiarci i calzini, perché dovevo ancora finire le rate della casa. Come sei partita e da dove è partita anche l'idea di aprire Vita da Lumaca? Vita da Lumaca nasce nel 2016, innanzitutto sono moldava, a casa mia si lavoravano i terreni per mangiare, non era un'azienda agricola, si faceva tutto l'autoconsumo in famiglia, quindi tutto il carne, uova, latte. E dopo arrivo in Italia volendo cambiare vita, non facendo più l'agricolo perché sembrava tanto difficile da bambina, e invece il richiamo diventa più forte, rimane nel sangue, è qualcosa che nasce dentro di te, non è così facile non averlo, anzi non negarlo. E ho fatto 10 anni di ristorazione, ho provato altri mondi e invece il richiamo della terra è stato più forte e mio marito avendo i campi dei miei suoceri con le colture tradizionali che poteva essere mais, girasole o la soia, e vedendolo una mattina in TV su Linea Verde parlavano delle chiocciole, ci siamo guardati, partiamo. E quindi da 2 che hanno voglia di fare tanto, siamo partiti il primo anno con un recinto, poi 2 recinti, un po' alla volta la crescita era lenta, come proprio il nome dell'azienda Vita da Lumaca. Enrico, allora è un'azienda creata da te, da tuo fratello, ce la Sì. racconti e soprattutto ci racconti qual è stato il tuo errore di successo, da cui è partito tutto questo? L'errore che abbiamo fatto io e mio fratello Alberto è stato nel 98 decidere da semplici operai passare e cominciare ad aprirci una realtà nostra, che siamo partiti da un piccolo negozio nel quartiere Guizza di Padova. Siamo partiti così. Senza sapere? Senza sapere, non avevamo idea di cosa volevamo fare, naturalmente volevamo fare pasta perché era quello che sapevamo fare, però non avevamo nessuna idea, avevamo quel stimolo di provare a fare qualcosa. Quindi più che un errore è quasi una pazzia? Sì, è stata una pazzia perché, diciamo la verità, se oggi mi rivedo nel 98, in realtà non so neanche quello che ho fatto. Come ti è venuta in mente l'idea di fare questa cosa nella vita? Nel senso, c'entrava con la tua famiglia, c'entrava con qualcosa? Zero totale, Ok. cioè l'unico link è che io a 18 anni per la prima volta ho indossato l'extension, da lì è nato un amore. Però poi anche le mie esperienze sia di studio che anche professionali dopo non si sono mai intrecciate con questo mondo, fino a che ho deciso di aprire questa attività. Ovviamente io vengo da un background diverso perché ho fatto per tanti anni la consulente marketing e avevo il sogno di creare qualcosa di mio, e quindi poi si è creato questo link con una passione. Io mi rendo conto che questa intervista sia diversa da quelle che voi fate di solito, però questo è veramente un mondo diverso, e quello che lei mi dice adesso
mi fa riportare in mente certe situazioni in cui, per discrezione ovviamente, io non farò riferimenti, ma non è facile gestire situazioni quando ci sono minori, chiamiamoli così, perché non voglio poi far diventare un'intervista triste, perché questo è un mondo in cui ci si può anche trovare delle soluzioni o affrontare con un nuovo modo di vedere la vita che rimane per chi resta. Però ci sono situazioni pesanti e a me ha sempre dato noia quando mi fanno il commento, la battuta sul mio lavoro, tanto a te non manca, tanto il lavoro a te non mancherà mai. Questa è una delle battute dove io sorrido sempre perché c'è sempre bisogno di un certo stile, però mi dà molta noia, perché dietro a quelle parole non si ricordano che cosa c'è dietro un servizio funebre. Non è solo un'auto funebre, i ragazzi ben vestiti e la scelta di una bara. Io studiavo, ero una ragazza che ha fatto il liceo scientifico e poi mi sono iscritta all'università, facevo ingegneria aerospaziale, quindi tutt'altro. Non c'entra nulla. Non c'entrava nulla. Mia mamma aveva il suo mondo, il suo negozio in centro a Padova, poi nel frattempo che io ero ancora alle superiori ha deciso di aprirsi la sua filiale per staccarsi un po' dallo zio, insomma per essere una cosa più sua, e ha deciso di aprire qui vicino più a casa, a Saccolongo, dove siamo stati per parecchi anni, e l'ha aperta nel 2011. E da lì lei si è fatta la sua vita, io andavo lo stesso sì a dare una mano, ma ogni tanto così, più per divertimento che per lavorarci davvero. Mi iscrivo all'università, poi purtroppo c'è stato un evento che mia mamma ha avuto un tumore al seno e lì ho deciso di aiutarla, ho messo un po' da parte lo studio, ho detto do una mano, un po' anche perché mi piaceva, mi dispiaceva per anche i nostri dipendenti, quindi ho detto diamo una mano, lei giustamente non riusciva più a lavorare più di tante ore, quindi... E da lì c'è stato un turbinio, perché purtroppo il tumore è durato 3 anni e mezzo, quasi 4, e poi alla fine è mancata nel 2019. E io nel frattempo avevo messo da parte lo studio, mi ero affezionata anche al lavoro, mi è piaciuto e quindi ho deciso di portarlo avanti. E suo figlio? Speriamo commetta anche lui degli errori come il padre e un giorno possa avere la possibilità, insomma, di avere la fortuna come mio padre ha dato le possibilità a me, perché anche il discorso del cambio generazionale nelle aziende non è semplice, soprattutto nel nostro territorio molti imprenditori vedo che sono nel cuore e nella mente dell'azienda anche un'età che dovrebbero tramandare, insomma, alle nuove generazioni. Sicuramente io ringrazio mio padre che mi ha dato la possibilità a 23 anni di iniziare un percorso imprenditoriale e avrei l'onore e il piacere di fare questo anche con mio figlio, perché penso sia la cosa più importante, vedere il continuo dell'attività. Le cose cambiano ma non cambiano mai. Quando ho cominciato a vivere qua, io lavoravo presso un'azienda, sempre appena laureato, un'azienda qua di Padova, e giravo per il mondo, e a un certo punto mio padre, che era stato intanto eletto al Senato della Repubblica, ovviamente mi disse: Giordano, guarda che io qua non ce la faccio più, mi dai una mano? E io ho detto: ma come ti do una mano? Allora alla fine abbiamo fatto insomma, abbiamo parlato tra di noi e ho accettato, però gli ho detto: io però sono appassionato di vino, quindi mi piacerebbe comunque sviluppare questa attività, e quindi mi pareva anche doveroso accettare la richiesta, però fortunatamente avevo già un altro lavoro e quindi sono riuscito a ottenere, ho fatto una trattativa familiare con mio padre, che Un era passaggio generazionale con trattativa. però voglio dire, è stato lui che è stato eletto, quindi è andato a Roma, e comunque sempre mio padre era, per cui comunque è stato molto anche piacevole, però non è stato facile, ecco, mi spiego, quindi è stata un'offerta di lavoro. Qualcuno di voi, magari non i più giovani, si ricordano, quello è il periodo anche dei Serenissimi, del tanco, l'assalto, sì, un po' folcloristico e grottesco a San Marco, e vennero dei seguaci di questo gruppo per fare un regalo a uno di loro, che nel frattempo era finito in qualche guaio, insomma, giudiziario proprio in seguito a questa vicenda, e avevano scambiato la libreria che si occupava di storia locale per una libreria serenissima, fortemente indipendentista, e tutto era la nostra libreria o i miei personali intendimenti, tranne che quello, e volevano quindi che io regalassi in gesto di solidarietà questo libro importante che avevano trovato a uno dei loro seguaci. Allora lì ho dovuto sciogliere l'equivoco e spiegare che
ci occupavamo di storia locale ma non avevamo, e ho poi soprattutto dovuto prendere atto che era necessario ampliare il mercato e l'offerta in maniera da non caratterizzare la libreria in questo verso qua. Io ho studiato all'Istituto Tecnico Marconi di Padova, come buona parte dei miei colleghi, e se devo dire è stata formativa come esperienza, sì. Dopo sì, ho fatto anche molta pratica, ma mi è servita, senza dubbio. E cosa dici ai giovani che vengono magari a fare uno stage o a provare, eccetera, eccetera, Allora, anche per invogliarli a rimanere? Allora, beh, innanzitutto se andate a scuola fatelo con serietà, perché vi serva a qualcosa, e poi fate quanta più esperienza possibile. Oltre agli errori esistono anche i limiti delle persone, limiti inteso non come appunto non ce la posso fare, ma come magari condizioni ereditate, condizioni ricevute che una persona deve imparare ad accettare e con cui si convive. Ecco, nel mio caso, durante il percorso di studi per diventare interprete, e quindi diciamo per fare dell'ascolto della lingua straniera lo strumento di lavoro, io ho scoperto di essere ipoacusica e bilaterale simmetrica, quindi una bella ipoacusia importante, e che chiaramente mi ha compromesso a livello psicologico. Quindi mi sono dedicata prima come freelance appunto alla docenza e poi ad insegnare agli altri. La famosa frase motivazionale di Yes You Can è stata per me un'ispirazione, perché io ero convinta di non poter fare questo lavoro, perché chiaramente se non ci si sente bene è durissima. Però man mano che mi convincevo che potevo far leva su tante altre cose e che qualcosa potevo, se non fare l'interprete, potevo però darmi alla docenza, potevo stare al piano B, C e D, e poi ne ho fatto proprio un modus operandi, e mi sono convinta che c'è sempre una possibilità, c'è sempre una seconda strada. Come sempre finisco con la lavagnetta e il gesto, quindi torniamo all'indietro nel vero senso della parola. Poi mi dai il voto? Esattamente no. Ti chiedo una parola che rappresenti questa intervista e anche l'errore e l'imperfezione. Cosa mi hai scritto? Io ti ho scritto l'istinto. Perché? Perché, allora, l'intuito e l'istinto sono due cose diverse. Allora, l'intuito è una cosa spesso molto importante, e invece l'istinto è un qualcosa che è così un po' animale, no? Allora, io sono molto istintivo, adesso sono cambiato, no? Crescendo, però a volte questo istinto mi ha portato a decidere molto velocemente quando potevo fare magari con più calma. Evoluzione. Evoluzione. Perché? Evoluzione per me vuol dire movimento, vuol dire cambiamento, vuol dire crescita, e l'evoluzione ha accompagnato un po' sempre tutto il mio percorso, e credo che sia importante perché è un modo per trasformarci. Oggi siamo delle persone che domani non saremo, e anche per fortuna alle volte, perché oggi magari abbiamo dei bisogni e dei desideri che domani non saranno più gli stessi. Perché è importantissima, perché se sei curioso vedi le novità, le fai il giorno dopo, provi a farle, magari sbagliando, ma le provi a fare. Cioè non sei fermo. Essenziale è essere curiosi. È come tornare a scuola con la lavagnetta, Esatto. mi mancava questa. Però ecco, la parola, abbiamo parlato anche prima, io scriverei empatia. L'empatia, io ne metto tanta di empatia. Qual è la tua parola? Lentezza può essere? Sì, assolutamente. Perché l'errore che facciamo spesso è dovuto anche al fatto di aver fretta di fare, perché magari vedi il progetto, ti piace farlo veloce, che purtroppo non sempre ha stesso risultato di come la si sogna inizialmente. Territorio, e ce lo spieghi? Può essere anche fonte di errori e può essere anche imperfetto il nostro territorio. Sì, è fonte di errori ed è imperfetto. Diciamo che non esistono paesi al mondo perfetti, però dobbiamo metterci in testa di collaborare per arrivare a un unico obiettivo, togliere via il problema. La mia parola è indecisione.
Oddio, è una parola strana. Indecisione, perché l'esperienza mi ha portato a capire che è molto peggio essere indecisi su qualcosa che magari prendere una decisione sbagliata. Yes you can, che è poi una frase che stampo anche nei volantini, e non è tanto un errore, ma un qualcosa che dall'errore insomma si può rinascere. Io posso, tu puoi farcela, e nel momento in cui si accetta di potercela fare, il resto arriva. La parola che scelgo è fortuna, perché penso che nel nostro lavoro, così come nella nostra vita e nella vita di tutti quanti, la fatalità, la fortuna o la buona sorte sia la cosa che più può determinare, che più dobbiamo augurarci. Io vorrei scriverne due, posso? Vai. Allora, io scriverei la passione, che senza la passione non si va da nessuna parte, e secondo me è la cosa importante che lega proprio la nostra vita. Cioè noi dobbiamo essere persone appassionate, io lo dico anche alle ragazze che assumo, o se mai assumerò un ragazzo, per carità lo dirò anche a lui, però ci vuole passione, ma in tutto, come è in una relazione anche amorosa o anche di due amiche, ci vuole passione in tutto, e qui viviamo di passioni. E poi ci vuole, secondo me, tantissimo sacrificio. Problema. Problema nasce un'opportunità. Quello che dicevamo prima, i famosi errori servono a Sì, qualcosa. sì, sempre, sempre. Non bisogna scoraggiarsi Mai. perché ci sono, Mai. ma guardare avanti. Guarda sempre il lato positivo, in ogni cosa. Resistere? Resistere. È come quando vai in montagna. Tu hai deciso di fare quel percorso. Non c'è GPS, ci sei tu, se ce l'hai una cartina e ci sono le indicazioni del percorso. Può essere che tu non ce la faccia a volte o non sia sicuro che quella sia la direzione giusta, però hai visto la traccia prima e ti devi fidare che ce ne sarà un'altra più avanti, e devi andare avanti. E devi resistere anche alla tentazione di dire ma forse non sono sulla strada giusta, forse devi andare avanti, perché comunque troverai un'altra traccia che ti dirà se sei nella giusta direzione.